martedì 18 marzo, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Una buona mattinata anche da Marco Carli. Cominciamo subito con la cronaca, con il gravissimo incidente stradale di ieri a Carlentini. Nello scontro tra due mezzi sono morti 3 persone, 3 braccianti agricoli di Adrano, tra cui anche un 18enne. Ci sono anche dei feriti, 4 dei quali sono ricoverati in gravi condizioni. Stavano rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle serre. Rosario Lucchese, 18 anni, Salvatore Lanza, 54, Salvatore Pellegriti, 56, tutti e 3 di Adrano. Sono le vittime dell'incidente stradale sulla statale 194 vicino a Carlentini. Erano le 14 quando stavano tornando a casa da Francofonte, dove avevano raccolto le arance, ma il loro furgone diretto in autostrada si è scontrato con un camion che viaggiava nel senso opposto. Nel bilancio ci sono anche 7 feriti, 4 gravi, 6 erano sullo stesso furgoncino. Adesso si trovano in diversi ospedali, al Cannizzario e al San Marco di Catania, a Lentini e a Caltagirone. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato questo camion a prendere in pieno i braccianti, forse a causa dello scoppio di una gomma. Ad Adrano intanto fino al giorno dei funerali sarà lutto cittadino. È un giorno di grande dolore, commenta il sindaco Fabio Mancuso. L'amministrazione comunale, aggiunge, supporterà i familiari delle vittime in questo momento difficile. E mentre la statale 194 si conferma la strada della morte, la speranza è che il bilancio riferito ai decessi non cambi. Marco, partiamo proprio da questo tragico schianto. Anche perché, Angelo, è l'apertura di molti quotidiani, se non tutti i quotidiani regionali. Apriamo con la Sicilia, che proprio nel titolo sotto la testata fa vedere la foto nelle immagini che abbiamo visto anche nel servizio di Francesco Loi, la strage dei braccianti, furgone contro un camion nel Siracusano, 3 morti, tutti di Adrano e 7 feriti. Erano di ritorno dalla raccolta delle arance. Nelle pagine interne, sempre del quotidiano catanese, ritroviamo la foto ovviamente delle 3 persone morte, ma poi anche alcune foto dell'incidente sulla statale 194 in trasferta appunto a Francofonte. Questi lavoratori, inchiesta aperta per accertare la dinamica, schianto contro un tir, il furgone tornava appunto alla raccolta delle arance, ma poi ci sono anche le condizioni e lo scenario in cui si è verificato tutto questo, per un lavoro certamente usurante che conosciamo, che abbiamo imparato a conoscere occupandoci delle cronache giornalmente. Alzarsi all'alba per 30 euro, questo è il pezzo che troviamo proprio all'interno, subito dopo la cronaca di quello che è successo. Anche i viaggi insicuri, SOS dei sindacati, Schlein che parla e dice senza parole, e Galvagno che afferma halt a questa scia di sangue. Adesso invece torniamo ad occuparci dell'operazione che ha portato in carcere un'organizzazione familiare che era dedita allo spaccio, operava tra Jar, Riposto e Mascali, tutto in provincia di Catania. L'hanno ribattezzata Operazione Caronte, dove ad essere trasportati non erano le anime dei morti, ma ingenti quantitativi di droga. Un'organizzata piazza di spaccio è stata smantellata dai carabinieri del Comando Provinciale di Catania, che hanno eseguito 10 ordinanze di misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, 8 maggiorenni e 2 minorenni, accusati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le indagini dei carabinieri di Riposto sono scattate dopo la denuncia di un acquirente che aveva subito un pestaggio anche con l'uso di bastoni per un diverbio legato al luogo dove avrebbe dovuto parcheggiare la bicicletta mentre acquistava la droga. L'inchiesta avrebbe permesso di accertare che Ivan Privitera, sebbene fosse ai domiciliari, avrebbe organizzato un mercato della droga, ricevendo anche di notte degli acquirenti che compravano marijuana, cocaina, crack e hashish. Indicato come il capo del gruppo, Privitera sarebbe stato supportato da diversi familiari. Dalle indagini sarebbe emerso che gli indagati ricorrevano a condotte violente nei confronti di concorrenti che avevano deciso di intraprendere autonomamente l'attività di spaccio. Il volume d'affari dell'associazione, che operava tra Jar, Riposto e Mascali, è stato stimato in circa 500 euro al giorno per circa 15.000 euro mensili. Secondo l'accusa, anche 2 minorenni avrebbero avuto un ruolo nel supporto al gruppo per le operazioni di approvvigionamento della droga, venendo pagati anche 20 euro a singola consegna. Il GIP di Catania ha disposto il sequestro di 15.571 euro e di un'auto di grossa cilindrata.
E allora Marco, il tema dello spaccio è ormai ricorrente, le operazioni sono quotidiane, ieri ce n'è stata un'altra come abbiamo visto nel Catanese. Sì, ieri ce n'è stata un'altra e che viene riportata sulle pagine interne del quotidiano La Sicilia. Andiamo sul tomo di Catania con questo titolo che è riassunto bene anche nel servizio di Tonino De Mana poco fa: la droga questione di famiglia. C'è poi anche una foto con un cliente dell'organizzazione mentre esce dall'abitazione trasformata appunto in casa dello spaccio, un alloggio popolare che era appunto stato trasformato in un vero e proprio fortino militare con sistema di videosorveglianza ed alta risoluzione, tutto per portare avanti appunto questi loschi affari che ritroviamo ovviamente anche nelle pagine interne, con questa ricostruzione nuovamente affidata appunto alla conduzione familiare, spaccio a conduzione familiare, con i carabinieri che hanno smantellato appunto questa organizzazione che gestiva il traffico di droga addirittura da un'abitazione popolare in via De Maio. No, carino si fa per dire, carino, esatto. Comunque accanto il titolo, le intercettazioni, fuori c'è una telecamera, sono caduto malato, ora la staccano. Cioè, voglio dire, le intercettazioni rivelano poi tantissimi particolari. Tantissimi particolari di questa organizzazione appunto fra parentesi di natura familiare che poi colpisce ancora di più. Grazie Marco, fra poco torniamo da te perché adesso ci occupiamo dello scandalo legato nella consegna degli esami istologici. Oggi arriveranno all'ASP di Trapani gli ispettori del Ministero della Salute, un'ispezione voluta dalla Regione ha già individuato comunque 8 criticità nella gestione del problema che visibilmente è stato sottovalutato con migliaia di pazienti in attesa anche per tantissimi mesi. Sentiamo, vediamo il servizio. Attesi ieri, arriveranno oggi gli ispettori del Ministero della Salute. Ad accoglierli ci sarà il direttore generale Ferdinando Croce, che ad oggi resiste alla guida dell'ASP di Trapani, nonostante le pressioni per indurlo alle dimissioni. Il Ministero della Salute vuole conoscere i dettagli della vicenda dei ritardi nella refertazione degli esami istologici. Una prima ispezione sarà la sede dell'azienda sanitaria provinciale, ma non è escluso che gli inviati del Ministero vadano al Vittorio Emanuele II di Castelvetrano e al Sant'Antonio Abate di Trapani. Le verifiche dell'assessorato regionale alla salute hanno già prodotto una prima relazione nella quale vengono elencate una serie di criticità gestionali, di verifiche e di controllo, definite particolarmente gravi e che deriverebbero dalla sottovalutazione del problema. 3.300 esami in giacenza con altrettanti pazienti in attesa di un referto da mesi, per alcuni dei quali si è poi scoperto un tumore. I dirigenti dell'assessorato hanno chiesto anche il numero di diagnosi firmate da ogni singolo medico e l'esito è stato sorprendente. Al di là delle carenze d'organico, infatti, dalla prima relazione è emerso che il numero di referti esitati nel trapanese nel biennio 2023-2024 ha oscillato tra i 500 e i 1700, numeri notevolmente inferiori, si legge nella relazione, rispetto al target fissato. E ripartiamo proprio dalla visita degli ispettori oggi all'ASP di Trapani, dai quotidiani. Che poi, Angelo, appunto nei quotidiani, soprattutto quelli che partono dalla Sicilia occidentale, Giornale di Sicilia, Repubblica Palermo, tanto sempre l'interesse per questa situazione della sanità siciliana e degli scandali. Ci si torna ovviamente oggi per la notizia che vi abbiamo dato nel servizio, innanzitutto sul Giornale di Sicilia, questo è il titolo: sanità, il manager invitato a dimettersi, scelta la via della moral suasion per evitare lunghe procedure in un momento di allarme sociale. Ma soprattutto vi facciamo vedere invece Repubblica Palermo con appunto lo scandalo degli esami istologici e gli ispettori del Ministero in arrivo. Oggi a Trapani i tecnici inviati da Schillaci per far luce sul caso dei referti bloccati, bandi disertati, dimissioni, viaggio nell'ospedale sotto accusa dove tanti si difendono e dicono non siamo fannulloni, ma poi andando nelle pagine interne andiamo a vedere anche questo ulteriore richiamo che troviamo. Anche il governatore manda 2 emissari, secondo la relazione dei suoi tecnici. Schillaci indotto appunto a sottovalutare l'allarme, e poi c'è la situazione in bilico del manager Croce sul suo futuro appunto vertice fra Schifani e Fratelli d'Italia.
E adesso a Palermo, dove si registrano incendi dolosi, raid vandalici, la situazione è quella che può essere considerata un allarme per la sicurezza, preoccupa sempre di più. È sempre allarme violenza e microcriminalità a Palermo, dal centro alla periferia, dalle sparatorie agli incendi dolosi passando per aggressioni di strada e rapine. Non passa giorno senza che se ne debbano raccontare almeno 2 o 3. In queste ore i carabinieri stringono le manette ai polsi di 2 giovani di 20 e 22 anni. Sarebbero stati i responsabili dell'accoltellamento di un terzo giovane colpito all'addome e a una gamba nello scorso mese di gennaio nel popolare quartiere del Borgo Vecchio. Alla base di tutto una lite per futili motivi finita con il ricovero della vittima all'ospedale civico in condizioni serie. Ma per una vicenda spiegata numerose altre ne accadono. Oltre al quinto raid vandalico di seguito a Borgo Nuovo, ancora auto in fiamme nella notte allo Zen, dove è in corso una faida per il controllo delle scommesse clandestine e dello spaccio di droga. In questo caso a bruciare è stata una Panda parcheggiata in via Sandro Pertini. È la 7ª auto gravemente danneggiata fra incendi e colpi di fucile. La scorsa settimana ha dato alle fiamme anche un centro scommesse, mentre contro un altro sono stati esplosi colpi di fucile, così come contro un'auto e un garage, mentre sono 2 i feriti a coltellate o a colpi di fucile da caccia, le cui vicende sembrano comunque riconducibili alla medesima faida. Auto bruciate nel fine settimana anche in provincia, a Partinico, e come se non bastasse si avvicina la festa di San Giuseppe e con essa la tradizione delle vampe. Le prime cataste di legno vecchio sono state date alle fiamme in queste ore alla Calza e nei prossimi 2 giorni sarà una escalation di questi incendi. Ma quello che preoccupa, oltre agli incendi, visto l'avvicinarsi della festa di San Giuseppe, che a Palermo ci sono ancora continui raid in diverse zone della città. Esatto, come abbiamo sentito anche nel servizio, soprattutto a Borgo Nuovo, e lo riprendono anche i colleghi del quotidiano La Repubblica Palermo, con una vera e propria sfida alle istituzioni. Questo è il titolo che viene indicato da Repubblica. L'ultimo raid nella sede comunale, nel mirino, gli uffici della circoscrizione del Rione, che avrà i fondi del decreto Caivano, ricordiamolo, vogliono colpire il nostro lavoro, ma la presenza dello Stato nel quartiere è necessaria. E allora all'interno del pezzo si fa un po' il punto su tutto quello che è successo negli ultimi giorni, negli ultimi mesi a Palermo. L'escalation di criminalità coincide con il momento in cui il quartiere è finito sotto i riflettori perché è destinatario dei fondi in arrivo dal governo con il decreto Caivano, una ventina di milioni di euro, a cui si sommano somme in arrivo dall'amministrazione comunale e dalla regione, per un totale di 42 che hanno riportato tra la gente decine di rappresentanti delle istituzioni cittadine. Dunque, riflettori puntati sul quartiere e di conseguenza riflettori puntati da parte di chi invece magari non vuole delle novità, non si sa, oppure chiaramente si arriva a tutti questi atti vandalici. Venerdì scorso a lanciare l'allarme sicurezza con una veglia aperta a tutta la città dopo il furto delle osse consacrate e dei calici poi ritrovati è stato il parroco della chiesa di San Paolo Apostolo. Che abbiamo sentito fra l'altro ieri mattina in diretta. Sentito in diretta, Antonio Garao. È positivo che qui arriverà una pioggia di milioni per riqualificare il quartiere, ma non bastano tanti soldi, occorre creare una progettualità attorno alla ristrutturazione di grandi impianti sportivi, la creazione di parchi gioco e di spazi del quartiere. Insomma, un annoso problema che coinvolge ovviamente tutte le grandi città. Palermo ovviamente sotto questo punto di vista non fa eccezione. La riqualificazione, Borgo Nuovo è importante sotto questo punto di vista, ma chiaramente bisogna tentare di limitare tutto quello che sta succedendo. Torniamo e vi riportiamo ancora sulle prime pagine, perché abbiamo visto la prima pagina della Sicilia poco fa, anche di Repubblica Palermo. Vi andiamo a far vedere invece la prima pagina della Gazzetta del Sud per completare un po' il quadro delle prime dei quotidiani regionali, con l'apertura dedicata a quello che è successo. Come vi abbiamo detto, praticamente tutti i quotidiani locali aprono con la notizia della morte dei 3 braccianti. La vittima più giovane, 18 anni, lavorava da una settimana in Sicilia. Tragedia della strada sulla statale 194 nel comune di Carlentini. Sono 7 i feriti che ritroviamo appunto nella pagina della Gazzetta del Sud. Angelo, una notizia certamente
che ritorna in queste prime pagine? Ma ritorna alle prime pagine perché è una vera e propria strage di lavoratori quella che si è verificata ieri, lavoratori che stavano rientrando da una giornata, diciamo, di duro e faticoso lavoro nei campi per raccogliere le arance. Vedo che anche Repubblica torna sul tema. Che poi vi facciamo vedere anche questa pagina appunto interna, esatto, legata appunto alle vittime sul lavoro, 5 vittime a Casteldaccia, diventa piazza del 1° maggio, ricordiamo quello che è successo, 3 braccianti morti nello schianto di Carlentini, operaio trovato senza vita da Augusto e un altro caduto dall'impalcatura a Monreale. Diciamo è una situazione che chiaramente diventa tragica, difficile per tutti, per chi vive appunto di lavoro e che si ritrova poi a dover affrontare tutti questi problemi. Andiamo ancora nuovamente sulle pagine interne dei quotidiani con ancora la situazione legata alla sanità su Gazzetta del Sud, con il manager messinese dell'ASP di Trapani che non trova conforto neanche nel suo partito, croce solo con Razza e Musumeci. Schifani che attende le sue dimissioni. Ritorniamo dunque alla notizia, l'altra notizia di apertura, diciamo, dei quotidiani di oggi. Il governatore vuole evitare la procedura di rimozione, pesanti rilievi dopo lo scandalo dei referti istologici in ritardo, e questo è chiaramente la situazione al momento. Vi abbiamo detto appunto dell'arrivo dei commissari. Tempi record per Messina Denaro, la corsia privilegiata riservata al boss latitante, in 10 giorni l'intervento. Questa è una notizia all'atere che chiaramente però va a interessare in una situazione in cui le lentezze sono costanti e invece in questo caso un percorso rapidissimo dopo la diagnosi di cancro al colon. Capite bene quanto è diventato importante e incisiva la situazione della sanità in Sicilia. Ce ne occupiamo in pratica, Angelo, da 3-4 mesi tutti i giorni, e questo è quello che abbiamo trovato fino ad ora e a cui siamo arrivati fino a questo momento. Andiamo avanti invece con sempre la Gazzetta del Sud per farvi vedere una situazione legata invece a Messina, perché ci sono dei lavori in corso, perché a Messina è importante l'attività chiaramente del trasporto come in tutte le città. In questo caso Messina resta senza tram perché si riparte con i cantieri. Ieri il primo giorno di stop con la partenza dei lavori di rimozione dei cavi del capolinea dell'Annunziata, e il servizio ripartirà tra 1 anno e mezzo almeno. Questo è il tema per cui a Messina si rischia di restare appunto senza questo trasporto fondamentale per 1 anno e mezzo. La percorrenza sarà ridotta da 40 a 30 minuti. L'attesa alle fermate, che saranno tutte rifatte, potrà scendere anche sotto i 10 minuti, perché per cui le prospettive sono incoraggianti, chiaramente a frutto di un lavoro in più che manterrà tutto chiuso rispetto a quello che è stato fino ad ora. Vi porto poi infine, per chiudere questa parte legata ai quotidiani regionali, sulla Sicilia di Catania, perché le operazioni, abbiamo visto quella dedicata alle piazze di spaccio, questa invece è una situazione legata ai corrieri, ed è il titolo che troviamo nelle pagine regionali della Sicilia: la matriosca dei corrieri creata ad hoc per frodare il fisco. L'inchiesta, sequestro di 6 società in varie province e beni per quasi 5 milioni, sono 11 gli indagati, e ci sono chiaramente tutti i riferimenti nel servizio che vediamo. Una società capofila della logistica per risparmiare sul personale, poter contabilizzare crediti IVA, aveva esternalizzato la manodopera affidandole a imprese create per alimentare il sistema illecito e intestare tutto a teste di legno resi chiaramente alla capofila. Leggo anche, restiamo sulla pagina della Sicilia, perché c'è il riesame sull'operazione Mercurio, esatto, che c'è la decisione
del sindaco di Namacca va ai domiciliari. Ai domiciliari. Ieri ha lasciato il carcere, andiamo a sottolineare anche questo testo, così come il vicepresidente del Consiglio. Grazie allora Marco. Intanto, come avviene ogni mattina a quest'ora, adesso apriamo il collegamento con la polizia stradale, il compartimento della Sicilia orientale. Su strada vediamo già sul monitor il sovrintendente Mirko Zalfina. Buongiorno, ben trovato a Buongiorno Sicilia. Buongiorno a tutti i telespettatori e sempre grazie alla redazione che ci concede ogni mattina questo spazio per informare tutti gli utenti sul traffico veicolare. Allora passiamo alla situazione autostrade. Abbiamo sulla Messina-Palermo, con decorrenza dalle ore 22 del 18 marzo fino alle ore 6 del 19 marzo si segnala la chiusura del traffico veicolare dello svincolo di Gazzi della tangenziale di Messina, autostrada A20 Messina-Palermo, limitatamente alla rampa di uscita per i veicoli provenienti da Palermo in transito direzione Messina. Sulla Messina-Catania si segnalano sempre, causa lavori, la chiusura dello svincolo di Taormina in ingresso direzione Catania sino alle ore 24 del 12 aprile. Passiamo alla tangenziale di Catania, scendendo verso sud, abbiamo sempre il solito traffico veicolare ormai cronico dai caselli di San Gregorio fino alla zona industriale, dovuto al semplice traffico intenso. Stessa cosa anche sulla A18 VIR, cosiddetto viale Mediterraneo, che dai caselli di San Gregorio scende fino alla via Vincenzo Giuffrida. Anche lì parecchi rallentamenti, specialmente oggi che, come vedete, la giornata è particolarmente uggiosa su questa tratta. Passando sulla Catania-Siracusa-Modica, il tratto si segnala sempre il tratto fra Avola e Cassibile in direzione nord Siracusa. Persiste il divieto del transito dei mezzi pesanti con il carico superiore ai 75 quintali. Sulla Catania-Palermo persiste la chiusura dello svincolo di Enna in ingresso e in uscita direzione Palermo. L'uscita consigliata per raggiungere lo svincolo di Enna rimane sempre quella di Murinello e di Taino. Come già da diverse settimane segnaliamo anche la chiusura della rampa di emissione dello svincolo di Caltanissetta direzione Catania. Questo per quanto riguarda il traffico autostradale, mentre invece sulle strade statali, sulla Catania-Paternola SS 121, si segnala che sino al 20 marzo si segnala la chiusura del traffico veicolare della carreggiata in entrambe le direzioni, sia verso Catania che verso Paternò, nella fascia oraria 20:30, 6:30 del mattino, il tratto compreso tra gli svincoli di Mister Bianco e Valcorrente. Sulla 192 persistono ancora i lavori per quanto riguarda la demolizione della parete superficiale del ponte di Taino. Si consiglia agli utenti in transito lungo la strada statale 192 di utilizzare il percorso alternativo dello svincolo di Agira sull'autostrada 19 fino allo svincolo successivo di Catena Nuova in direzione Catania e viceversa in direzione Enna. Concludiamo il nostro appuntamento con le nostre solite raccomandazioni. In questo caso oggi, essendo su strada, vi volevamo raccomandare, sensibilizzare quanto più i telespettatori e sfatare un piccolo mito, ovvero quello per quanto riguarda gli incidenti stradali di lieve entità, quindi in assenza di feriti. Ci troviamo spesso davanti a lunghe code. Quando arriviamo sul posto abbiamo notato che la maggior parte delle volte gli utenti rimangono lì sulla corsia di sorpasso in assenza di feriti specifico. Il codice della strada, cosa che non tutti sanno, sanziona questo atteggiamento e questo comportamento degli utenti, ovvero quando abbiamo un incidente stradale, un classico tamponamento dove grazie a Dio non è successo nulla, una volta accertatosi che non ci sono feriti, bisogna rimuovere i veicoli sulla strada se sono marcianti, metterli sulla corsia di emergenza o meglio ancora spostarci all'interno delle piazzole di sosta in una condizione di maggiore sicurezza. Questo serve non solo per ripristinare il traffico veicolare ed evitare dei danni alla viabilità alle persone che stanno percorrendo quella strada, ma serve per lo più a evitare ulteriori incidenti, magari questa volta invece con feriti. Con questa nostra raccomandazione il compartimento polizia stradale
vi augura una buona giornata. Dal distaccamento di Lentini è tutto, sempre grazie. Grazie a lei per queste preziose informazioni e per le raccomandazioni anche. Adesso noi ci fermiamo, una breve sosta e dopo ripartiamo con la lettura dei quotidiani, quelli nazionali, con i fatti dall'Italia e anche dall'estero. Eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Vediamo adesso il traffico sulla città di Catania con le immagini che arrivano da via Vincenzo Giuffrida. Questa è la situazione con le auto ferme ai semafori pedonali, quindi situazione comunque di grande traffico. In questo momento la strada sembra vuota nella parte alta perché le auto erano ferme proprio al semaforo pedonale, stanno adesso scendendo anche in entrata in città. Vedete com'è che effettivamente la situazione sia diciamo piuttosto in movimento, diciamo così. Allora Marco, questione di orario, ci sta. Di orario. Adesso vengo da te perché sono i quotidiani quelli nazionali con le notizie che certamente riguarderanno i grandi fatti di cronaca internazionale. Oggi c'è attesa per questa chiamata, questa telefonata tra Trump e Putin. Potrebbe essere una giornata storica, oggi potrebbe anche essere una giornata storica per quanto riguarda la guerra in Ucraina. E poi vedo dietro di te il Papa che ha scritto al Corriere. Esattamente, arriveremo fra pochissimo proprio alla prima pagina del Corriere della Sera. Dicevo di una giornata che potrebbe essere storica perché c'è questo incontro telefonico previsto nelle prime ore della mattinata negli Stati Uniti, per cui fra qualche ora, fra Putin e Trump. Si discute ancora in Europa sulla situazione del riarmo, anche in Italia con la maggioranza che è spaccata. Sono questi i temi principali, ma soprattutto il tema principale ovviamente legato all'Ucraina e alla possibilità di questa tregua. Allora, come diceva giustamente Angelo, andiamo sul Corriere della Sera perché vi facciamo vedere subito questo che potremmo definire, allora lo definiamo ovviamente una lettera aperta, per di più giunta dall'ospedale, e le parole del Papa sono disarmanti sotto tutti i punti di vista, perché appunto questo è il titolo, il Papa disarmiamo la terra, questa è la volontà del pontefice in questo momento di malattia. La guerra appare ancora più assurda, dice Papa Francesco, la fragilità ha il potere di renderci più lucidi. Questa è un'altra grandissima verità che arriva ovviamente da un uomo così importante. Il titolo del principale, il titolo di apertura, è quello dedicato alla tregua, appunto, tregua a Kiev con le ore decisive. Oggi la telefonata che vi dicevamo appunto fra Trump e Putin, mentre Meloni, questo l'aspetto italiano, va in Senato per tentare di cementare, di ritrovare l'intesa con gli alleati. Ricordiamo che l'Europa è fuori in questo momento da queste trattative, per cui è una situazione un po' particolare. Gli Stati Uniti accordo vicino, la Crimea, ecco qual è l'intesa che potrebbe esserci, potrebbe essere riconosciuta come territorio russo. Ricordiamo che la Crimea è in questo momento fino ad ora in Ucraina, per cui chiaramente su questo bisogna trovare chiaramente l'accordo fra le varie nazioni. Come sempre facciamo, andiamo a vedere anche le pagine interne per darvi un po' il quadro ancora più preciso della situazione. I due sguardi dei due leader delle grandi potenze, Stati Uniti da una parte, Russia dall'altra, Trump-Putin, il giorno del colloquio. Parleremo di territori ed energia. Sembra un po' il risico, Angelo, perché chiaramente i territori sono importanti, soprattutto per quanto riguarda i minerali dell'Ucraina. Esattamente, la Casa Bianca valuta di riconoscere la Crimea come territorio russo. In vista della telefonata ci sono vari punti, i primi contatti indiretti, la spartizione dei beni. Ecco, questo poi diventa... Il Donbass che fine farà? Esattamente, che diventa tutto una situazione particolare, ma poi c'è la situazione della gente
che poi è quella di cui noi ci interessiamo, no? La grande paura ucraina, un'intesa USA-Russia e noi pagheremo il conto, questo pensano ovviamente i cittadini dell'Ucraina, il rischio di essere penalizzati e di perdere pure Odessa in questa guerra lunghissima ormai di 3 anni. Situazione invece in Europa, vi dicevamo, e in Italia. L'Europa è fuori da queste trattative in questo momento che stanno conducendo appunto Stati Uniti e Russia. Ma c'è la situazione anche interna con l'Italia che è spaccata, l'abbiamo visto sia nel centro-sinistra con il voto, ma anche nel centro-destra e dunque si arriva appunto a questo. In Europa, ecco il titolo, i volenterosi, così sono stati chiamati, che vagliano il piano B per la forza di pace, allargare ad altri partner e dare più peso a Erdogan, Turchia, ecco per cui è chiaro che il peso è importante anche per una nazione come la Turchia. Potrebbero essere Australia e Nuova Zelanda a fornire soldati. Il riflesso di tutto questo in Italia lo troviamo qui, gli aiuti a Kiev che agitano ancora l'Unione Europea, paesi divisi sulle quote dei contributi da dare all'Ucraina. In sintesi, mentre Stati Uniti e Russia dialogano sulle prospettive di pace, l'Europa ancora dialoga sulla possibilità di andare a dare degli aiuti all'Ucraina per la guerra. Perché? Perché si parla chiaramente, lo sapete, del riarmo in Europa ed è questo che divide le correnti europee e non solo quelle italiane. E dunque ecco qui l'intesa del governo sulla risoluzione, l'accento sul ruolo degli Stati Uniti, nessun riferimento alle iniziative di Parigi e Londra e per cui si dirà ovviamente che non basta riarmare, però in realtà l'Italia poi si dovrà schierare probabilmente, come sempre succede con tutto il resto dell'Europa. Questo per fare il quadro sintetico di quello che troviamo a livello europeo, internazionale e che ritroviamo anche sulle prime pagine di tutti gli altri quotidiani, con dei titoli anche particolari che vi facciamo vedere accostati. Per esempio, su Avvenire il titolo è Se telefonando, tema e titolo di una canzone che tutti ricordiamo, famosissima, in questo caso ovviamente ritorna il tema della telefonata fra Trump e Putin, Trump ottimista sul sì alla tregua in Ucraina, Prodi parla di una cosa positiva ma la difesa dell'Unione Europea serve. Perché vi facciamo vedere questo titolo, ovviamente, Avvenire? Perché lo accostiamo invece a quello del Manifesto. Da una parte Se telefonando, dall'altra sul Manifesto non riattaccare, perché giustamente è normale che è fondamentale che questa volta la telefonata ci sia e che porti possibilmente a una soluzione. Si vede Trump con il telefono in mano, parleremo di terreni e centrali elettriche, vedo ottime possibilità di porre fine alla guerra. Trump punta tutto sulla telefonata prevista per oggi con Putin, quasi un colloquio d'affari, così viene definito dal Manifesto privato, per spartirsi il bottino che taglia fuori l'Ucraina e irride il riarmo dell'Europa. Un quadro, questo del Manifesto, sintetico ma probabilmente reale di quella che è la situazione. Velocemente la situazione invece italiana e europea. Innanzitutto sulla verità per quanto riguarda il riarmo si pone l'accento sulla Germania. Le armi sono i nuovi vaccini, perché Berlino, che ne sarà di gran lunga il maggior beneficiario, dà il via libera all'acquisto congiunto di materiale bellico. Dunque la Germania prova attraverso il riarmo ad avere un vantaggio in una situazione così difficile economicamente come quella di questo momento. Sulla situazione invece in Italia la maggioranza è spaccata sul riarmo, leggiamo sull'unità, sì alla guerra ma non si deve dire, questo è
la parentesi utilizzata dall'Unità, e poi vi diamo invece ancora le polemiche sulla marcia pro-Europa di sabato, perché è stata voluta dalla sinistra ovviamente, e dall'altra parte arrivano le polemiche, per cui sul Libero ad esempio: comizi a spese nostre, la piazzata pro-Unione Europea pagata dagli italiani, Palco, Transenne e Vigi, il Comune di Roma ha finanziato l'adunata organizzata da Repubblica, Coastline e i VIP di sinistra. Infine, ultima notizia legata alla situazione economica che coinvolge un po' tutti gli italiani, chiaramente in un momento così complicato. Sulla notizia, questo è il titolo principale: addio al reddito di cittadinanza, l'assegno di inclusione del governo dà il colpo di grazia a 850.000 famiglie già in difficoltà. Questo è il tema che riporta la notizia, lo riporta come notizia principale, dunque lo facciamo vedere anche perché appunto si discosta da quelle che erano le notizie che abbiamo letto in precedenza. Ho visto tra le tue pagine, sì, sbirciando nella tua rassegna, così chiudiamo con una nota che riguarda lo sport sì, siciliano. Sì. C'è una pagina che è dedicata al Catania, se non vedo male. Io ti seguo e ecco qua. La vedo, eccola qua. Ecco qua. Ecco qua. Perché, insomma... Cooperativa del gol. Cooperativa del gol ci sta perché Catania ha mandato in rete tanti giocatori nelle ultime partite, in un momento in cui non c'è Inglese. Sappiamo che il recupero del giocatore, dell'attaccante principe del Catania, non è atteso a breve, si spera chiaramente di recuperarlo per il mese, in tempo per i playoff, se non prima. Cifre incoraggianti, squadra sempre a segno nelle ultime 6 partite senza sconfitte, che poi è il ciclo più lungo di risultati utili consecutivi del Catania in questa fase, in questo campionato, perché massimo erano stati 5, invece sono diventati 6 con l'ultimo successo nel derby. Nell'appendice finale faremo un punto sullo sport nazionale. Come sempre, anche perché c'è la nazionale. Esatto. Di solito si parla sempre di squadre di club, questa volta invece parleremo di nazionale. Bene, grazie a Marco Carli, fra poco ci ritroviamo, intanto ci fermiamo per andare a vedere le previsioni meteo e poi i primi ospiti della mattinata con noi a Buongiorno Sicilia. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Aria artica raggiunge il nostro territorio per la giornata di martedì, apportando molte nubi al nord e dell'instabilità su parte del sud e tra Sicilia e Sardegna. In dettaglio, in Sicilia ci attende una giornata di martedì caratterizzata da un contesto instabile con piogge e rovesci sparsi e venti a tratti in rinforzo. Da segnalare le temperature che saranno in diminuzione, ma comunque su alcune zone raggiungeranno ancora punte di 16-20 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di mercoledì, dando un accenno, è atteso un parziale miglioramento del tempo con appunto delle schiarite che non mancheranno, anche se avremo della nuvolosità in transito a carattere irregolare. Ventilazione che a tratti sarà ancora sostenuta, temperature massime però in ulteriore diminuzione con valori tra i 14 e i 17 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo. Desiree, ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia e do il buongiorno, grazie per essere con noi, alla professoressa Liliana Mereo, che è la direttrice della clinica di ginecologia ostetrice del Policlinico Rodonico di San Marco di Catania. Buongiorno, grazie. Allora, stamattina parliamo di un progetto di formazione. Il Policlinico e l'azienda Policlinico San Marco ha sempre comunque grande attenzione alla formazione del proprio personale. E l'iniziativa di cui parliamo oggi si inquadra in questa direzione. Di cosa parliamo oggi? L'allattamento al seno, che è un progetto che coinvolge il vostro personale.
Certo, coinvolge il personale delle unità di ginecologia e ostetricia, ma in realtà anche il personale della neonatologia, sia la parte medica, infermieristica, ostetrica, il ruolo proprio di diffondere anche l'importanza dell'allattamento ha un ruolo sia per gli operatori sanitari e in primis anche ovviamente per la donna, quindi è estremamente importante questo progetto che ha attivato l'azienda proprio per mettere in primo piano l'importanza di organizzare una buona assistenza per l'allattamento alle donne. Professoressa, questo progetto cerchiamo di dare tutto è complesso perché è promozione, protezione, sostegno dell'allattamento al seno secondo quelle che sono le linee di indirizzo nazionali e internazionali. Quindi diciamo che c'è un'attenzione da parte non solo dello Stato italiano, ma anche della comunità internazionale per l'allattamento al seno. Assolutamente, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, così con l'UNICEF, ha oramai delineato delle linee guida, degli obiettivi per tutto il mondo ovviamente. E la Comunità Europea e anche il Ministero della Salute italiana ha recepito e quindi in questo è dovere di una buona assistenza promuovere ovviamente l'allattamento perché fa parte in realtà di una prevenzione, oltre perché in realtà è un bene per la mamma e per il bambino. E possiamo dire che cosa comporta, cioè in che cosa poi si traduce questo bene per la mamma e per il bambino? Certo, allora noi diciamo che normalmente dovrebbe esserci un allattamento esclusivo per 6 mesi, ma perché? Perché di fatto siamo mammiferi, ok? Quindi siamo specie specifici e come tutti i mammiferi il latte è il nutriente assolutamente più completo. E in questo ovviamente nell'umano sappiamo che ci sono studi che hanno dimostrato come ci sono tutti i nutrienti, in primis sia un passaggio di tutti i meccanismi immunitari, per cui assolutamente nelle prime fasi di nascita in cui il bambino non è ancora pronto, è ovvio che il latte materno è quello che costruisce un po' tutta l'immunità del bambino. Poi dobbiamo immaginare che è stato visto che c'è una riduzione dell'obesità, una riduzione del diabete di questi bambini e anche in realtà quello che è stato visto è anche che si ha una mutua crescita di rapporto psicoemotivo tra madre e bambino, per cui anche nello sviluppo poi del bambino successivo, anche per quanto riguarda sia psichico, emozionale, in realtà ecco, sono bambini che sicuramente hanno un altro percorso rispetto a quelli che non hanno avuto l'allattamento al seno. Professoressa, questo progetto va a tappe. La prima è stata in qualche modo archiviata, si è svolta a febbraio. Sì, l'abbiamo fatta al Policlinico, poi ci sono 2 tappe al Policlinico Rodolico e 2 tappe al San Marco. Questo per coprire, perché poi appunto la sensibilizzazione è una sensibilizzazione che va fatta a tutto il personale. Quando si parla di allattamento bisogna far capire l'importanza dell'allattamento e poi va promosso, e per promuovere l'allattamento vuol dire anche avere delle attenzioni di aiutare le donne subito nel momento in cui sono in ospedale, subito dopo il parto e poi successivamente anche una volta che vanno a casa, quindi questa è l'importanza anche del territorio per aiutare. Possiamo dire che le prossime tappe, le fasi successive si svolgeranno tra ottobre e novembre sempre di quest'anno per chiudere questo ciclo e le chiedo come è stato accolto da parte del personale questo progetto di formazione? Ma bene, almeno la prima giornata è stata molto bella, anche si sono affrontati vari aspetti anche molto tecnici, ma che è anche molto importante in realtà che tutto il personale sappia quando le donne possono essere consigliate di allattare, anche magari signore che sono state operate al seno, quindi magari quando ci sono dei dubbi, pazienti magari che... Vediamo anche una foto di gruppo adesso. Che quindi hanno avuto magari una patologia anche oncologica o anche benigna al seno, altro, ci possono essere dei dubbi anche su questo e quindi è importante formare il personale sull'aspetto anche concreto. E l'altro aspetto è che ancora poi ci saranno dei futuri passaggi, perché poi la sensibilizzazione è anche creare degli ambienti, ad esempio, dove le donne possono effettivamente
tranquillamente allattare, fare un allattamento a richiesta, e questo non è solo in ospedale ma in tutta in realtà gli ambiti della città, della socialità, cioè non dovrebbe essere più in realtà, non ci si dovrebbe più stupire se una donna in realtà allatta quando è al ristorante o quando è fuori, ecco, quindi questa è una sensibilizzazione che è di tutta la popolazione. E immaginare di allargare questo tipo di formazione anche ad altri professionisti del settore? Allora, ci sono poi vari step, perché poi negli ospedali collegati con l'Unicef e Baby Friendly si parte tutto in un percorso in cui la sensibilizzazione e l'organizzazione è molto stricta, molto regolamentata, anche valutando le varie possibilità, pubblicità, perché poi il problema dell'allattamento è che noi siamo anche bombardati in realtà da pubblicità di latti artificiali, ma non solo, di acque con cui vengono diluiti i latti artificiali, e che comunque anche le nuove regolamentazioni dell'OMS sta un po' cercando di parare un po' il colpo, quindi nelle acque non c'è più scritto che sono utilizzate, possono essere utilizzate per i bambini al di sotto di 6 mesi e questo, però capisce che c'è tutta una sensibilizzazione che sicuramente dovrà essere allargata a tutto il personale. Allora, per avere maggiori informazioni, chiedo scusa, per chi fosse interessato, diciamo così, ad avere sapere, scoprire curiosità, come si fa? Si può venire in contatto con voi attraverso il sito istituzionale vostro? Sì, c'è sicuramente sul sito. Al momento questi corsi sono prettamente sicuramente per gli operatori sanitari, però in realtà abbiamo l'assistenza di sia ostetriche, c'è il corso preparto, c'è un ambulatorio anche di primo accesso dopo il parto che segue l'allattamento, anche con i neonatologi. Sappiamo che ad esempio al Policlinico c'è la banca del latte da tantissimi anni, e anche questo è proprio con l'idea di aiutare con il latte umano anche le persone che magari non possono o non riescono ad allattare, quindi per dire quanto è importante in realtà non utilizzare il latte artificiale. Insomma, è un alimento, perché è un alimento completo. Un alimento completo, un alimento a basso costo che uno ha sempre, quindi ovviamente è l'ideale in realtà come alimento soprattutto per i primi 6 mesi. E allora noi 6 mesi che cos'è? Una data, un limite temporale minimo? Oppure... Sì, nel senso esclusivo è 6 mesi, poi dopo ovviamente c'è una necessità di implementare con altre tipologie, con cibi solidi, questo per il normale, però uno poi ha scelta, sfruttando comunque l'allattamento al seno, magari ogni tanto, e alternandolo al latte, non tanto al latte artificiale, perché a questo punto si introducono in realtà alimenti veri e propri. E in realtà può essere portato avanti anche 1 anno, 2 anni, come si sente la madre e come è anche richiesta del bambino. Per quella che è la vostra esperienza, ed è un'esperienza diciamo completa sul campo, le mamme sono favorevoli all'allattamento al seno o sì, altrimenti sì, c'è un sì. po' di titubanza? No, in questo no. Certo, bisogna anche attenzionare che ci possono essere delle problematiche. In questo noi abbiamo anche attivato un'assistenza anche psicologica, sia uno screening di studio, soprattutto delle situazioni magari più critiche, anche psicologiche ci possono essere. Sappiamo che dopo il parto c'è un aumentato rischio di depressione postpartum, quindi in questo è ovvio che può anche inficiare in realtà poi il buon allattamento. Quindi siamo partiti anche prevenendo un pochino e cercando di valutare se ci sono delle pazienti a rischio, delle signore a rischio, e quindi permettendo anche un'assistenza anche psicologica. Bene, grazie per essere stata con noi la professoressa Liliana Nereo, che è la direttrice della clinica di ginecologia e ostetricia del Policlinico Rodolico San Marco di Catania, clinica universitaria. Grazie davvero. Grazie a voi. Per il suo contributo. Ricordiamo, abbiamo parlato di formazione per sostenere l'allattamento al seno, che è fondamentale, almeno per i primi 6 mesi di vita per tutti i bambini, con delle risultanze, con dei benefici che poi saranno per tutta la vita. Per tutta la vita, sì.
Sì. Bene, grazie Grazie ancora, a voi, ci buona fermiamo, giornata. una brevissima sosta, fra poco invece parleremo d'altro, ma restate con Buongiorno Sicilia. Allora, eccoci di nuovo insieme, Buongiorno Sicilia, è in studio, adesso con noi c'è Attilio Lombardo, buongiorno. Buongiorno. Che è il presidente della sezione bancaria assicurativa Confindustria Catania, mentre in collegamento, lo vedo già sui monitor di servizio, c'è l'onorevole Andrea De Bertoldi. Buongiorno onorevole. Buongiorno a voi e a tutta la Sicilia. Che è componente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati. Allora, di che cosa parliamo stamattina? Parliamo di queste polizze soprannominate catastrofali che diventano obbligatorie. Sentiamo intanto come si arriva a questa decisione, all'introduzione dell'obbligo. Ne abbiamo sentito parlare anche dal Ministro della Protezione Civile Musumeci, ne parliamo adesso con l'onorevole Andrea De Bertoldi e poi cerchiamo di capire qual è la posizione anche degli industriali, degli imprenditori. Allora, onorevole, perché è necessario? È solo legato al fatto che il clima è impazzito e di tanto in tanto, purtroppo con una ricorrenza ormai quasi mensile, succedono delle grandi catastrofi anche nel nostro paese? Ma guardi, io uso spesso questa frase quando intervengo in questa tematica. Purtroppo diventi catastrofa imprevedibile, cioè noi sappiamo che accadranno ma non abbiamo contezza del quando. Quindi, muovendo da questa constatazione oggettiva, dobbiamo considerare che di fatto non vi è una contrapposizione di interessi tra lo Stato e i cittadini, tra le imprese di assicurazione e i cittadini, ma vi è una comunità di interesse. È nell'interesse delle imprese avere una copertura assicurativa, perché lo ricordiamo ulteriormente, nel nostro paese l'unica regione considerata non sismica è la Sardegna e il 95% dei comuni italiani insistono su realtà che possono avere problemi idrogeologici. Allora, a fronte di questi numeri, un'impresa ha la necessità di tutelarsi e di garantirsi, perché un'impresa che è assicurata, e ricordiamo che il governo ha previsto che immediatamente all'accadere dell'evento l'impresa assicuratrice, senza nessun'altra richiesta, deve dare subito il 30% di risarcimento, salvo poi ovviamente procedere con le documentazioni. Quindi l'impresa ha la capacità di reagire in modo molto migliore a un evento catastrofale e quindi di non andare incontro a un prevedibile anche fallimento. D'altra parte lo Stato, i cui conti pubblici come sappiamo non sorridono certamente, di fronte ad eventi di tali portate, a terremoti che investono non un paese o un rione, ma investono spesso una provincia, molti comuni, non è in grado di poter affrontare compiutamente questa problematica. Quindi il ricorso alle polizze catastrofali, che peraltro già avviene nella gran parte dei paesi europei industrializzati, credo che sia una necessità che va percorsa ovviamente ascoltando le categorie, ascoltando Confindustria, tutto il nostro mondo imprenditoriale, ma penso che sia davvero una necessità per i conti dello Stato, ma anche e soprattutto per la sicurezza del nostro sistema imprenditoriale. Allora, onorevole, adesso sentiamo la parte, diciamo, imprenditoriale. Dottore Lombardo, ne avete parlato anche a Catania, ne avete discusso in maniera molto, diciamo, approfondita. C'è stato un evento organizzato anche dall'Università di Catania con il supporto chiaramente anche di Confindustria. E del Sindacato Nazionale. Allora, che cosa viene fuori? Abbiamo sentito prima l'onorevole che parlava certamente di una necessità per le aziende di essere pronte a poter ripartire. C'è la necessità anche per lo Stato di salvaguardare anche le casse, perché ormai questi eventi sono continui, ma la parte industriale chiaramente deve mettere mani al portafoglio, diciamo così, per sostenere altre spese, con il rischio di impresa aggiungere anche queste. Ma io, allora, per quanto riguarda l'aspetto nostro,
devo dire che non è stata vista male questa cosa, anche perché le polizze catastrofali esistono già da tanto tempo, non è una novità. Ovviamente io mi fermerei sull'intervento che ha fatto il giorno del convegno il ministro Musumeci. Ha detto chiaramente: non possiamo più reggere i conti, non ce la facciamo più, gli eventi non li possiamo andare a monitorare perché sono eventi che in sostanza il nostro clima è sempre più tropicale, quindi la situazione sta diventando difficile. L'anno scorso abbiamo pagato, sto riportando quello che ha detto il ministro Nello Musumeci, abbiamo pagato circa 3 miliardi. 3 miliardi è stato il costo degli eventi catastrofali, con una cosa in più, che ovviamente c'è anche la burocrazia di mezzo, perché tra la struttura privata che può essere una compagnia di assicurazione e l'intervento dello Stato sicuramente i tempi si allungano vertiginosamente. Ma c'è un dato più allarmante, perché il 70% delle nostre aziende in Italia sono PMI, piccole e medie imprese. La maggior parte di queste sono quasi sempre a conduzione familiare. Quindi quando un evento catastrofale incide in un'azienda del genere, quindi non è strutturato come le grandi aziende come noi siamo abituati a vedere soprattutto a Nord Italia, ovviamente incidono fortemente il bilancio familiare, perché addirittura intervengono con i propri capitali e spesso arrivano anche a chiudere con dei problemi anche finanziari non indifferenti. Lei deve pensare che solo il 6,2% delle aziende italiane hanno questo tipo di polizza, ma se ci dovessimo spostare da Roma in giù il dato diminuisce ulteriormente, quindi c'è una situazione effettivamente che dobbiamo andare a considerare per il benessere dell'economia anche della nostra nazione, del nostro paese Italia. Torno dall'onorevole De Bertoldi perché la legge di bilancio del 2024 ha introdotto, diciamo, l'obbligatorietà, però adesso si è spostata la scadenza al 31 marzo. Perché questa necessità? È tecnica? Ma sicuramente, come accade nella gran parte dei provvedimenti connessi alla legge di bilancio, dopo che la legge introduce, diciamo, una strada, un percorso, vi sono i decreti attuativi, i decreti ministeriali che devono rendere operativo il percorso, e quindi questo è accaduto anche in questo caso nel dicembre del 2023, allorché venne approvata la legge di bilancio 2024. Poi siamo arrivati al decreto mille proroghe, che è stato approvato il 28 febbraio del 2025, e in questo decreto sono state previste, diciamo, l'applicazione effettiva della legge, e di conseguenza abbiamo di fatto un mese davanti, dal 28 di febbraio alla fine di marzo, al 31 di marzo, perché le imprese possano confrontarsi con le proprie assicurazioni e stipulare la polizza. Io ho saputo che proprio ieri Confindustria ha espresso delle perplessità sulle tempistiche, e quindi ritengo che giustamente le associazioni di impresa debbano fare il loro lavoro, però insomma il problema c'era, sapevano tutti, imprese ad assicurazione come appunto le imprese invece che dovranno assicurarsi, che c'era questo obbligo in previsione. Allora io non escludo, so che il ministro Urso e tutto lo staff del Ministero del Made in Italy stanno comunque valutando attentamente le osservazioni che le imprese stanno facendo arrivare, e non escludo quindi che magari possa pure esserci una proroga, però non ne ho contezza in questo momento. So che le critiche che dal mondo imprenditoriale stanno arrivando a Via Molise saranno tenute in giusta considerazione, ma al di là che possa essere qualche settimana o meno di proroga, di fatto le imprese è giusto che si attivino immediatamente con le compagnie di assicurazione, che sono tutte, da quanto mi risulta anche da un rapporto che ho avuto con l'ANIA, ho chiesto contezza all'ANIA di questo, e le imprese di assicurazione sono tutte pronte nell'offrire le polizze adeguate alle nostre imprese. Quindi insomma l'invito che io rivolgo anche...
La devo interrompere, ma è una questione di tempo, perché vorrei dare anche di nuovo parola al dottore Lombardo, perché a proposito proprio dei tempi, torniamo a questo, insomma, voi avete dei dubbi sulla possibilità di poter intervenire entro il 31 marzo, magari chiedere una dilazione di qualche mese per poter poi, perché quando uno stipula un'assicurazione di questo genere deve essere chiaramente preparato e pronto. Allora, io parlo in duplice veste, sia da presidente della sezione bancaria assicurativa di Confindustria Catania che anche come agente generale di assicurazione, quindi conosco bene l'argomento, la materia. Allora, certamente la legge deve, su alcuni aspetti deve essere rivista, perché ci sono cose, un'altra volta ne parlavamo con l'onorevole Andrea De Bertoldi, che è venuto qui su Catania, ne ho parlato anche con altri deputati del nostro territorio, che dobbiamo vedere alcuni aspetti, perché ci sono delle cose che non le stanno considerando. Ad esempio, non si parla, l'onorevole qui è presente, mi può dare conferma, non si parla di grandine, quindi negli eventi catastrofali non si parla di grandine, non si parla di cenere vulcanica, perché nel nostro territorio è importante. Spesso nelle polizze troviamo il sovraccarico di neve, ma nel nostro territorio il sovraccarico di neve incide ben poco. Quindi ci sono degli aspetti. E un'altra cosa importante, bisogna capire se la siccità prolungata rientra negli eventi catastrofali. Ora, ovviamente tutte le aziende sono, questo voglio fare due passaggi importanti, tutte le aziende sono obbligate, tra virgolette, poi dico perché dico per tra virgolette, sono obbligate ad assicurarsi, tranne le aziende agricole. Ma questo non significa che non si possono assicurare, non hanno l'obbligo. Che cosa si intende per obbligo? Perché si parla di sanzioni, si parla, spesso ho sentito dire, di sanzioni pecuniarie. Non ci sono sanzioni pecuniarie in tal senso. Però cosa dice lo Stato? Tu non ti assicuri, io ti sto dando la possibilità, perché questo è il discorso, mi voglio collegare al discorso del ministro Musumeci. Tu non ti assicuri, stai attento che nel caso in cui ci dovesse essere l'evento, noi non ti diamo neppure una lira, noi non interveniamo. Allora c'è questo che è un aspetto importante, e poi non riesce, chi non ha questo tipo di polizze sostanzialmente non può partecipare a bandi, quindi a bandi pubblici. E quindi diventa obbligatorio. Ma non ci sono, però ci tengo a dire, perché molti pensavano che magari ci potessero essere delle sanzioni, sotto questo aspetto non ci sono. Una cosa invece importante, e voglio lanciare una proposta ad Andrea De Bertoldi che mi sta ascoltando: dobbiamo cercare di ridurre il carico fiscale su queste polizze, che può essere un incentivo, perché in questo momento su una polizza normalmente il carico fiscale è circa del 23%. Ridurre sensibilmente questo 23% potrebbe essere anche un incentivo, e quindi invogliare gli imprenditori, le imprese ad potersi assicurare, perché questo secondo me è una cosa importante. Mi dica soltanto, e ci dica soltanto, se si può fare almeno questo, ma quello della cenere comunque dalle nostre parti è piuttosto sentito. Parliamo della città, della provincia di Catania, che è stata sommersa di cenere vulcaniche nei mesi diciamo estivi e anche dopo, nel 2024. Una risposta sintetica, perché questo blocco sta per chiudersi e quindi devo passare ad altro tema. È un'apertura, c'è l'apertura da parte vostra per introdurre queste, diciamo, novità? Ma guardi, io anche da commercialista, prima ancora che da politico, dico che l'utilizzo della leva fiscale è fondamentale per andare incontro alle imprese, quindi mi farò interprete presso il ministro Urso e il governo di questa necessità di poter ridurre l'impatto fiscale per agevolare questo ingresso delle imprese nelle coperture assicurative. Quanto poi al tema vulcanico, sicuramente non sarà semplice nella fase iniziale modificare la legge, però ricordo che le compagnie con piccole differenze possono integrare le coperture di legge, quelle dell'articolo 3 della legge istitutiva, con altre, diciamo, coperture tipo l'introduzione del business, ma anche altri eventi, diciamo, catastrofali. Quindi però mi dice, in questa fase dovrà essere demandato l'aspetto volontario. Sì, comunque questi non rientrano negli eventi catastrofali, quindi bisognerà comunque modificare. Esattamente, grazie allora per essere stati con noi in studio il dottore Attilio Lombardo, che è presidente della sezione bancaria assicurativa di Confindustria Catania. In collegamento abbiamo avuto anche l'onorevole Andrea De Bertoldi, che è componente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati. Buon lavoro a tutti e due. Grazie a voi, per essere stati con noi. Ci dobbiamo giornata, fermare un attimo, un po' di pubblicità e poi torniamo di nuovo. Restate con noi.
Bentornati a Buongiorno Sicilia, c'è un'ultima ora adesso, un'operazione della Guardia di Finanza di Catania contro il narcotraffico, sono 6 le misure cautelari, ci sono stati anche sequestro di denaro e beni per 7,7 milioni di euro, è stato smantellato un gruppo criminale specializzato nella esfiltrazione di sostanze stupefacenti dal porto di Catania, quindi facevano uscire la droga dal porto di Catania, acquisite molteplici evidenze che hanno permesso per la prima volta di fare piena luce sulle dinamiche criminali all'interno dello scalo portuale di Catania. E adesso gli altri ospiti. Do il benvenuto intanto a Giovanna Russo, buongiorno, grazie per essere con noi, grazie anche a Salvo Argentino, buongiorno, entrambi sono insegnanti. Siamo qui a parlare stamattina del concorso dei dirigenti scolastici che ha provocato non solo le bocciature, ma anche tante polemiche. E cerchiamo di capire il perché. Un concorso che è nato in Sicilia nel 2023 e che ha portato alla fine dell'assegnazione appena diciamo così, di 20 dei 26 posti che erano messi a disposizione. Che cosa è successo? Che cosa non ha funzionato? Allora, il concorso è stato indetto a dicembre del 2023 a livello nazionale, però i concorrenti gareggiavano per dei posti regionali. In Sicilia erano 26 posti disponibili, le domande inoltrate sono state 2.476, quindi 100 volte di più dei posti a disposizione. Questo prevedeva una fase preselettiva che ha quindi portato da 2.476 a 108 candidati. È stata una forte selezione che appunto questi 108 candidati hanno potuto accedere alla prova scritta. E di questi poi alla fine? Alla fine di 32 solamente di questi 108 hanno avuto accesso all'orale e all'orale 12 sono stati bocciati, per alla fine avere 20 vincitori. Una catastrofe. Una catastrofe. Da un punto di vista numerico. Ma non è mai successo perché in genere gli idonei sono sempre di più dei posti messi a disposizione dal bando. Per esempio se noi guardiamo nel 2017 il concorso era nazionale, però la quota parte dei posti regionali in Sicilia erano 238 sì, circa. Ma a parte i numeri, cerchiamo di capire che cos'è che non ha funzionato in questa selezione, perché è stata una selezione. È stata una selezione durissima e anche a livello di argomenti, di aree normative da studiare, aree disciplinari, molto vasto, che è una preparazione che richiede almeno 3 anni. Lo scibile umano praticamente. Sì, perché praticamente è come prendersi una mini laurea di 3 anni, perché la preparazione è molto impegnativa. Noi dopo questa selezione, questa fase preselettiva molto impegnativa, ci aspettavamo una maggiore flessibilità della commissione. Questo qui anche perché nel concorso c'è stato un concorso parallelo per docenti, riservato per i docenti che avevano fatto un ricorso, che ha visto il superamento di questo concorso di 2100 candidati, esattamente 2099 a livello nazionale, e i posti a disposizione erano circa 470, quindi hanno fatto... Fatemi in maniera sintetica, sì, 2 pesi e 2 misure. 2 pesi e 2 misure. Da noi 26 posti in Sicilia, 20 vincitori, da loro erano 470 posti, 2100 cerchiamo vincitori. Di capire adesso dove da loro sono passati l'85%. Qui l'1% dei partecipanti. Da noi meno dell'1%. Lo 0,81%. Cerco di capire con Giovanna Russo che cosa abbiamo capito nella questione numerica. Chiaramente non siamo qui a piagnucolare, cioè siamo dei docenti, la valutazione è la protagonista assoluta della scuola, è il vostro pane quotidiano. Il nostro pane quotidiano, la mettiamo in pratica con gli alunni, vengono valutate le scuole, i dirigenti. È chiaro che laddove con i numeri che abbiamo fatto rispetto a una preselettiva severissima, in Sicilia il tetto era 39, in Puglia 40, eravamo le regioni col tetto più alto sulla preselettiva, quindi i candidati allo scritto teoricamente erano i più bravi in Italia. A fronte di questa selezione allo scritto siamo stati falciati. Tra l'altro l'accesso agli atti, ora chiaramente c'è un percorso giuridico che è quello dei ricorsi, rispetto ai quali possiamo dire solo una parte, però una volta che abbiamo fatto l'accesso agli atti abbiamo visto le prove, per questo stiamo sollevando delle censure che riguardano il mancato rispetto dell'anonimato, che riguardano forse l'incompatibilità di alcuni commissari e le griglie di valutazione, cioè quello che vorremmo in qualche modo
modo sollevare, è proprio una domanda, una riflessione, non vuole essere una polemica, ma eravamo così scadenti da essere soltanto 32 gli ammessi, e poi questa domanda viene amplificata dal fatto che di questi 32 all'orale passano soltanto 20. Cioè, alla fine praticamente non è neanche una questione numerica. Esatto, cioè, perché, con tutto rispetto, perché noi siamo contenti successo per i 20 che hanno superato il concorso, ma anche lì non è che ci siano state delle valutazioni eccellenti. Una commissione piuttosto rigida. Ma come se noi non avessimo il merito, cioè si parla di merito. Ecco, ci viene qualche dubbio. Il dubbio che abbiano eseguito degli ordini provenienti dall'alto. Che ci sia stata una stretta. Attenzione. Su questo ovviamente noi siamo qui per ascoltare anche la controparte. Assolutamente. Se qualcuno della commissione, se il presidente della commissione, se chi ha nominato la commissione volesse in qualche modo ribattere, siamo qui a disposizione, perché stiamo cercando di evidenziare il disagio. Stamattina si evidenzia il disagio e la sorpresa. Esatto, lo sgomento in certi casi. 26 posti a disposizione, solo 20 vincitori, allora, non è mai successo. In questo senso anche una carenza, voglio farne anche un discorso generale sull'istruzione. Parliamo sempre di insomma, dispersione scolastica, dell'importanza dell'istruzione, cioè se mancano i dirigenti scolastici è un problema, non è una cosa Ma questi da posti poco. vacanti, la curiosità mia personale adesso, è anche la nostra, chi andranno? Chi verranno ricoperti? Da altre regioni? Probabilmente, Faccio un esempio, sto facendo un esempio. No, a caso. Allora, probabilmente andranno ai docenti vincitori del concorso riservato, che appunto hanno avuto 5 volte in più i vincitori rispetto ai posti a disposizione. Da noi invece di meno dei posti a disposizione. Noi pensiamo questo perché in qualche modo dovranno essere coperti, non possiamo lasciare le istituzioni scolastiche senza un dirigente scolastico. Vi faccio un'ultima domanda. C'è la possibilità di un intervento legislativo per sanare questa situazione? In realtà è quello che speriamo. Da un lato, in base alle censure che noi abbiamo sollevato con il ricorso promosso, abbiamo sollevato censure in ambito della incompatibilità di alcuni commissari. Ma questo significa annullare praticamente tutto il purtroppo concorso? Sì, noi siamo disposti anche a rifare lo scritto subito. Siamo disposti con un'altra commissione sicuramente. Poi ci sono state delle anomalie per quanto riguarda cioè l'anonimato, cioè la violazione dell'anonimato. Noi secondo le nostre ipotesi messe nel ricorso ci sono state delle anomalie, quindi ora ovviamente è nelle mani dei giudici del TAR verificare se queste censure siano fondate o meno, e poi nella verbalizzazione abbiamo visto che non sono stati sufficientemente dettagliati nel descrivere la procedura concorsuale, e quindi chiediamo dei chiarimenti su questo punto di vista. Poi aspettiamo allora la decisione del TAR di Catania. Dove è stato fatto il ricorso? Abbiamo fatto il Lazio perché il concorso è nazionale, c'erano alcune censure che riguardavano il concorso nazionale, la parte nazionale, poi ovviamente altre che riguardano semplicemente la fase concorsuale per la Sicilia. Allora, facciamo così, aspettiamo l'esito di questo ricorso. Sulla base dell'esito del ricorso poi magari ci possiamo rincontrare e cercare di capire quali possono essere gli scenari futuri nel caso che il ricorso dovesse essere accettato. Avete chiesto una sospensiva oppure ci sarà un giudizio nel merito a breve? Allora, questo qui al momento è nelle mani dei giudici, sicuramente la sospensiva è una delle richieste, poi vedremo cosa decideranno. Noi dall'analisi abbiamo fatto richiesta di accesso agli atti, abbiamo visto gli elaborati dei vincitori, li abbiamo confrontati con i nostri, non tutte le prove ci sembrano Vabbè, insomma, ci saranno i giudici che su questo faranno la valutazione purtroppo è insindacabile su quello... Però su quello che è stato l'iter sull'iter si può i giudici da un lato sarebbe opportuno, alla luce di questa esperienza, ma di altre esperienze che arrivano dai concorsi che vengono indetti dalla pubblica amministrazione, è quella di cercare di trovare delle prove, di fare delle prove oggettive per evitare la discrezionalità della commissione, se è possibile. Quindi questo qui noi... Guarda, la fotografia che mi viene davanti, l'immagine che mi viene davanti, che sono i ragazzi quando fanno gli esami e poi si trovano un professore che può essere più o meno, non dico facile, quindi però un professore un più rigido, che non accetta il dialogo. Forse è mancato anche il dialogo durante questo... Posso dire una cosa, visto l'esempio con i professori? Io insegno, se però quando insegno la mia valutazione è tutta negativa, io mi metto in discussione, sono io che non ho funzionato. Allora,
Diciamo che bisogna rivalutare riflettere anche il su questa giudizio della valutazione. Commissione, mettiamola così. Una riflessione potrebbe secondo essere me è una necessaria. Una riflessione sui concorsi futuri, se si potesse diciamo, adottare un criterio oggettivo nella valutazione, un po' come per la preselettiva. Facciamo dei test con risposte multiple, così siamo sicuri che la risposta oggettivamente guarda, sarà io sono un ingegnere informatico, insegno informatica, adesso esiste l'intelligenza artificiale, la butto lì, e sono in grado anche di correggere delle verifiche degli elaborati scritti in maniera oggettiva. Avendo però delle informazioni corrette. Sì, allora se si dà una base e una fonte di dati attendibili, diciamo la prova è svolta nella maniera migliore possibile, loro lo utilizzano come fonte per poi elaborare, per valutare gli elaborati degli altri. Un'idea. Cioè, un'idea. Ci dobbiamo però fermare, sono fuori tempo Massimo. Certo, grazie. Grazie a Giovanna Russo, grazie a Salvo Argentino. Sono insegnanti che hanno perso la possibilità di diventare dirigenti scolastici. Speriamo che si possa in qualche modo trovare una soluzione non solo per voi, ma per tutti. Chiaramente parliamo per tutti. Ci dobbiamo fermare, ci sono le pillole di Almanacco e dopo vedo già collegato Marco Amato per le stelle. Buongiorno Marco, a fra pochissimo. Noi ci ritroviamo fra un minuto. Come sappiamo, la scienza è in continuo sviluppo. Ma sapete che esistono dei cerotti di cellule staminali che permettono di rafforzare il cuore? È infatti possibile coltivare in laboratorio delle cellule di muscolo cardiaco per rafforzare e riparare il cuore con insufficienza cardiaca, cioè con incapacità di fornire un'adeguata quantità di sangue rispetto alle esigenze dell'organismo. Questi cerotti aiutano quindi il cuore a pompare più sangue in attesa di un trapianto. L'idea nasce da un gruppo di scienziati dell'Università di Göttingen in Germania che lo ha testato su una quindicina di pazienti in alcuni studi clinici ancora preliminari, ma molto promettenti, come mostrano gli articoli pubblicati dalla rivista scientifica Nature. Oggi ricorre l'anniversario dell'ultima eruzione del Vesuvio, il vulcano che domina la città di Napoli. Il 18 marzo 1944, in piena seconda guerra mondiale, il Vesuvio si risvegliò dopo 38 anni di silenzio, con una violenta esplosione. L'eruzione causò 47 morti, 12.000 evacuati e ingenti danni materiali. L'evento fu documentato dalle truppe alleate che occupavano Napoli, ma anche dal direttore dell'osservatorio vesuviano Giuseppe Imbò, che a rischio della sua vita continuò a registrare le attività del vulcano, lasciandoci una preziosa testimonianza. Siamo un po' lunghi stamattina da un punto di vista della scaletta, adesso chiedo al nostro Marco di essere lui bravo, ad essere sintetico. Buongiorno Marco, ben trovato, buona colazione e buon caffè. Grazie, buongiorno Angelo e buongiorno Sicilia. Allora, visto che il tempo è tiranno, una veloce carrellata sulle stelle. Oggi Luna in trigono a Marte tra Scorpione e Cancro, potentissimi segni d'acqua, il che significa che Ariete, essendo un segno di Marte, gode di tutta la pluralità che Marte riesce a stabilire, seppure in quadratura, ma ci riesce comunque benissimo. Toro, vantaggioso per voi per quello che riguarda Marte, ma non per la Luna, quindi oggi è meglio agire che non pensare. Gemelli, visto che per voi è inevitabile pensare, oggi eviterete le scaramucce. Cancro, una giornata assolutamente con una luna di trigono potentissima a favore, quindi utilizzatela bene e fate a modo vostro, siate imperiosi. Leone, oggi vi sfugge proprio la possibilità di essere assertivi, pazientate un po'. Vergine, una giornata assolutamente relativa al fatto che la comunicazione e il chiarimento potranno essere possibili, che determinerà spazio e azione. Bilancia, distanti in gradi abbastanza i pianeti, ma non tanto per non farvi vedere la lucida realtà. Luna di seconda casa, utilizzatela bene. Scorpione, oggi la Luna è proprio nei vostri gradi ed è agguerrita, forte e potente in trigono a Marte. Bene, brandite il vostro scettro imperiale.
Sagittario, è abbastanza distanti in gradi per voi tutto questo bailam zodiacale, quindi godetevi un po' all'atere tutto quello che accade come spettatori. Capricorno, una giornata che vede sempre il solito Marte in opposizione, ma una luna amica vi aiuterà a trovare un escamotage. Acquario, per voi oggi è una giornata un po' nervosa e svogliata, proprio perché oggi vi sentite appesantiti e stanchi, rimandate. Pesci, potentissimi anche voi, perché sono proprio i segni d'acqua oggi a imparare e a essere molto ma molto bravi sul piano pratico e sentimentale. E detto questo, auguro a tutti una buona giornata. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Grazie Marco, ancora buon caffè a te. 30 secondi per Marco Carli adesso. Con Marco, velocissimo, devo essere uguale anche io. Allora, riferimento alla Gazzetta dello Sport, avevamo detto che avremmo parlato di sport, il campionato intanto con gli effetti contrapposti su Inter e Juventus. Per quanto riguarda l'Inter in testa alla classifica, corsa al bis tricolore, ma anche al bis il rinnovo del contratto per Inzaghi. Se Inzaghi sorride, certamente non lo fa Thiago Motta. Ultimo avviso per l'allenatore della Juventus, trema dopo le ultime 2 sconfitte, deciderà la prossima sfida, ma vi abbiamo detto che finalmente si parla anche un po' di nazionale, perché c'è la Nations League, giovedì si gioca Italia-Germania, una partita importante che vale anche per le prossime qualificazioni ai mondiali. C'è un giocatore come Casadei del Torino che si sta mettendo in luce. Grazie Marco, noi ci salutiamo, ci fermiamo qui, torniamo domani mattina con Buongiorno Sicilia. A tutti l'augurio di una buona giornata. Da una lacrima sul viso